Benvenuti a questo seminario sulla nuova norma CEI 1127 edizione di quest'anno 2021. Le modifiche principali sono l'aggiornamento delle definizioni del responsabile di impianto, del responsabile dell'unità lavorativa e del preposto ai lavori, ma soprattutto sono state introdotte delle novità a livello di formazione. In particolare è stato introdotto anche l'obbligo di aggiornamento che fino all'edizione precedente non c'era. Questa edizione della norma sostanzialmente mantiene la struttura della edizione precedente. La norma dà una definizione di lavoro elettrico sostanzialmente in base alla distanza da linee o impianti elettrici o comunque da parti dell'impianto che sono o potrebbero essere in tensione. Proprio all'inizio, voglio dire, nella norma c'è esattamente riportato quali sono i cambiamenti rispetto all'edizione del 2014. Quindi un aggiornamento delle definizioni è la persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico durante l'attività lavorativa. Forse probabilmente adesso è più chiaro. La risposta che vi do è di buon senso. Essendoci adesso un termine quinquennale, direi che tutti quelli che hanno fatto formazione da meno di 5 anni la faranno alla scadenza del quinquennio. Per chi l'ha fatta da più di 5 anni, direi di farla quanto prima.